La Contrada dell'Oca è una fattoria dove noi alleviamo animali, facciamo varie attività legate ovviamente all'agricoltura, coltiviamo piante, e siamo vivaio di piante antiche e facciamo varie attività legate anche molto alla didattica, per cui lavoriamo con i bambini moltissimo. Abbiamo questo nostro grande parco che è il gioco dell'oca più grande del mondo. L'anno scorso sono passati un po' più di 1500 bambini. Siamo nati come fattoria perché volevamo tornare a fare agricoltura come un tempo, per cui con le antiche regole dei nostri nonni e non tanto l'agricoltura industriale che oggi purtroppo è troppo in voga. E quindi recuperare un po' gli antichi spazi, ma anche i tempi del vivere di una volta. Diciamo che sono tradizionalmente innovativi, nel senso che comunque ovviamente vendiamo dei prodotti che sono salubri, buoni e ovviamente puntiamo molto sulla qualità. Al tempo stesso però cerchiamo di non facciamo nessun tipo di trattamento e quindi diamo prodotti naturali. Abbiamo anche piante che un tempo qui in Friuli non c'erano, come ad esempio il goji o l'aronia. Abbiamo 400 piante di ulivo, ancora giovani, quindi l'olio è ancora poco, però produciamo e produrremo olio franto direttamente in fattoria. Quindi noi siamo non solo a chilometro, ma a metro zero, possiamo dire, raccogliamo e frangiamo. Abbiamo le pecore che vengono dal Monte Amiata, sono animali a rischio di estinzione perché sono pecore famose soprattutto e utili soprattutto per la lana. Infatti noi come fattoria sociale lavoriamo la lana delle nostre pecore, la cardiamo, la tingiamo e facciamo dei piccoli oggetti con questa lana. E le nostre pecore sono animali che vivono comunque tutta la loro vita in fattoria, sono quasi libere, insomma, nel senso che vivono nella stalla la notte, ma di giorno hanno 3 ettari di pascolo dove stanno praticamente sempre e noi non ammazziamo gli agnelli e teniamo le nostre pecore fine a fine corsa e dopodiché facciamo la pitina. Questo era un grande meleto e purtroppo poi è stato raso al suolo e hanno piantato Gran Turco. Ovviamente in modo diciamo di agricoltura industriale, per cui una coltura che secondo noi non era il modo giusto di far crescere queste nostre zone, queste nostre aree. Per cui noi abbiamo totalmente abbandonato la coltivazione del Gran Turco e abbiamo seminato prima l'erba e poi le varie piante, abbiamo rimesso anche mano al bosco che ormai era stato abbandonato e quindi abbiamo ripulito il bosco e stiamo ripiantumando le piante di un tempo e quindi dove prima c'erano solo acacie e magari qualche pioppo, abbiamo rimesso le querce, abbiamo rimesso gli ontani, i frassini, stiamo rimettendo giù tutte le piante che fanno il bosco diverso, con tanta diversità, in modo che gli animali tornino proprio a viverci e abbiamo già scoperto che gli uccelli ad esempio stanno ritornando a frotte, questo è molto bello. Fare una fattoria sociale senza avere l'aiuto e la collaborazione del paese sarebbe stato impossibile. E abbiamo visto invece che la gente collabora tantissimo, quindi abbiamo gli alpini che vengono spesso a cucinare per noi, addirittura hanno portato qui 2 cucine da campo. Abbiamo la parrocchia che con il parroco e con i ragazzi è sempre qua, con la scuola di Fanna sono sempre presenti, la Proloco non manca mai e alla fine ci siamo accorti che una fattoria è vera è veramente un risultato positivo solo quando diventa una comunità e noi stiamo puntando proprio a questo. Noi come fattoria sociale collaboriamo col Dipartimento di Salute Mentale con l'ambito socioassistenziale, per cui ospitiamo delle persone che hanno qualche disagio, disabilità o problemi, andiamo a prendere la mattina, le riportiamo il pomeriggio e insieme a noi vivono qui in fattoria, ci danno una mano, creiamo degli oggetti in lana, facciamo dei piccoli lavoretti con gli animali e nell'orto, nel prato, nel bosco e nel vivaio. Vogliamo cercare di dare anche un aiuto ad altre regioni dove ancora la fattoria sociale non è così conosciuta. Stiamo quindi collaborando con la Lombardia, col Veneto, con le Marche, con la Toscana, dove cerchiamo di portare quel po' che abbiamo imparato in modo che scambiando le buone pratiche si riesca a creare questa collaborazione anche con la Calabria e anche con la Puglia. Abbiamo ancora adesso un filare di gelsi che abbiamo recuperato e con questi vogliamo rilanciare insieme all'ERSA regionale e anche alle altre fattorie sociali di nuovo l'allevamento del baco da seta. L'ultimo progetto adesso a cui stiamo lavorando è questo gioco dell'oca che abbiamo realizzato in Friulano grazie al grandissimo sostegno dell'Istitut Ladin Furlan Precheco Placerean, insieme anche alla regione, insieme alla provincia di Udine
E insieme al gioco dell'oca stiamo distribuendo nelle scuole anche il bando di concorso di Martino, dove questa oca Martino invita i bambini sia a giocare al gioco dell'oca, ma anche ad andare dai loro nonni a farsi raccontare le storie di una volta.